Quando in una competizione, seppur così, diciamo culturale, uno vince e gli altri dovrebbero, non dico saper perdere, ma prendere atto che magari qualcuno ha presentato un progetto migliore e non semplicemente lamentarsi oppure pensare che dietro ci sia qualsiasi retropensiero. Credo che si sia persa un'occasione per dimostrare un po' di signorilità. Al numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto continua a non andare giù la polemica nata dopo la sconfitta di Treviso nella corsa Capitale della Cultura 2026. Sconfitta politica per non pochi leghisti, tra questi il capogruppo Christian Schiavon, che ha parlato di un debito di riconoscenza di Fratelli d'Italia nei confronti di un sindaco, quello dell'Aquila, stranamente dello stesso partito. Frase inaccettabile la replica del capogruppo dei Meloniani Guido Bertolazzi, una tensione che ha fatto tremare la maggioranza di Palazzo dei 300 almeno per 24 ore, perché mentre da Longarone De Carlo ammoniva il Carroccio, a Treviso si siglava la pace. Le tensioni ve le faccio vedere adesso. Vieni qua un attimo. No, nessuna tensione, ci siamo chiariti, è stato un momento con delle frasi riportate un po' da Dacospia, un po' fraintese. Non mi riferivo all'operato di Fratelli d'Italia a Treviso, dove c'è massima stima con Guido e con tutti i rappresentanti locali. Con Christian, che era ovviamente dispiaciuto di quanto era successo, ma ci siamo chiariti, evidentemente sono state forse un po' travisate anche le cose. Per Fratelli d'Italia da nord a sud il territorio, l'attenzione al territorio viene prima sicuramente anche dalla tessera del partito, quindi una pace che sembra però somigliare di più a una tregua. Aleggia ancora, infatti, dietro ai sorrisi e alle strette di mano, l'amarezza e la delusione per una perdita che ancora ha il sapore di una sconfitta politica. Noi comunque Capitale della Cultura ci sentiamo comunque di diritto. C'è stata qualche uscita di esponenti nazionali che magari hanno potuto lasciare qualche dubbio, però nulla a che vedere con gli equilibri locali. A sigillare la tregua interna all'amministrazione, infatti, il primo cittadino, incoronato vincitore morale della nomination. Eccoli sì. qua. È colpa sua perché noi vogliamo sempre vincere con lui. No? Altro che litigio. siamo una squadra fortissima per Treviso.